Viaggiatori, buongiorno! Vergognoso buongiorno. Benvenuti nel nostro weekend di ozio. Esatto, ogni tanto ci sta anche bene prendersi un weekend e non fare nulla. Quando abbiamo voglia di non fare nulla e cerchiamo un po' di fresco, la garanzia la troviamo qui. Siamo nell'altopiano di Fiorentini. L'altopiano di Fiorentini è fra la provincia di Vicenza e la provincia di Trento, quindi ci troviamo praticamente in confine di regione, che è poco più avanti. Eravamo già stati qui con il camper vecchio su un parcheggio un po' più giù. Qua è una pace assurda, ci sono parecchie postazioni picnic dove stasera probabilmente ci faremo una grigliatina. Non vediamo l'ora, notte passata divinamente, sono 15 gradi e siamo a neanche un'ora da casa. Pazzesco, bellissimo, condiviso la notte con una coppia bizzarra di ragazzi cecoslovacchi, giusto? Con un Freelander camperizzato numero 1, fantastico. Cosa fare in queste zone? Allora, qui ai Fiorentini principalmente ci sono una marea di camminate, ci sono dei forti da poter visitare della prima guerra mondiale, ci sono parecchi reperti della prima guerra mondiale e ci si rilassa. Semplicemente. Verso di là si trova Passo Coe, dove abbiamo già registrato un video che vi lasciamo in descrizione. È molto bello. Esatto, molto bello anche lì, molto fresco anche lì. C'è Base Tuono da poter visitare, c'è il laghetto, mentre in quella direzione si trova Folgaria, tutti gli impianti sciistici di Folgaria, i grandissimi parcheggi per i camper se vi piace lo sci o se vi piace camminare in montagna. Mentre da quella parte si trova il lago di Lavarone, quindi da fare in questa zona ne trovate tantissimo, vi lascio male in descrizione qualche idea. E niente, noi principalmente questo weekend ci rilasseremo, non sarà un video specifico su un'escursione, su un'attività, ma ogni tanto un weekend di relax. Quindi ci vediamo dopo. Stanotte abbiamo dormito qui, vedete il camper da solo al momento in fondo, è un parcheggio immenso, gratuito, del chalet Monte Coston e sugli impianti di risalita. Adesso vi faccio vedere il panorama che vediamo dal camper e che abbiamo visto stamattina appena messo la testa fuori dal piumone a letto. Mamma che sogno! E anche adesso ci starebbe qualcosetta. Mi sa che una felpetta oggi pomeriggio, la giornata si svilupperà fra nuvoloso e pioggia, ma a noi va benissimo così. Sì, ci sta. Un saluto ad Alessandro che ci ha scritto stamattina che è a Passo Coe, quindi Alessandro, ciao! buon weekend! Siamo dovuti recare a Folgaria perché mi sono dimenticato a casa gli antistaminici e quindi serviva una farmacia. Se volete, per Folgaria c'è questo parcheggio molto grande a pagamento, costa €1 all'ora o €5 tutto il giorno, si può pagare anche con EasyPark. 10 minuti a piedi al centro di Folgaria, molto carino, Sì. molto stile montagna, Sì. si vede che siamo in Trentino. E fuori dal casino ovviamente del paese questo parcheggio, quindi super consigliato. Ora torniamo nei boschi, troviamo lo spottino che abbiamo visti 2 o 3 venendo di qua, Adesso decidiamo quale ci piace di più. e poi cominciamo ad imbastire un po' la giornata. Ragazzi, il posticino trovato, siamo venuti dove abbiamo dormito 3 anni fa. Così tanti? Sì. Però... E vabbè, esco e ve lo faccio vedere da fuori. Spettacolare. Ah, che meraviglia. Quindi
Qui c'è un deposito di legname e tutto bosco. Stupendo. Qui c'è la strada che passa. Qui c'è l'inizio di una camminata che va in su. Mi ricordo ancora di quelle volte che abbiamo dormito qua. È stata una figata perché comunque di notte silenzio, bosco. Stasera ci sarà lo scoppiettio del fuoco. Adesso pasta asciutta, sta iniziando a piovere, abbiamo sentito anche un paio di colpi di tuono, quindi riposino pomeridiano, ci vediamo per la grigliata di stasera. Salutare? Ciao! Ragazzi, ci siamo spostati dal parcheggio di prima perché i barbecue erano praticamente inutilizzabili, sono tipo franati e quindi non riuscivamo a far da mangiare. Ci siamo spostati di un paio di chilometri, c'è quest'area dove ci può stare anche qui, non ci fa impazzire perché è molto strada. La useremo per cucinare, infatti il barbecue ce n'è a iosa e dopo riandremo a dormire nel parcheggio di ieri sera, che vabbè c'era un po' più di panorama e ci è piaciuto. Sì. È qui a 500 metri praticamente, quindi intanto cinci, orario aperitivo. Non so, avevo voglia di fare sta grigliata nel bosco che mi sta gasando tantissimo, bellissimo. C'è la polenta su, voilà, le abbiamo rimesso su le braci per poi fare la carne. Kit barbecue, peperoni da mettere su dopo. Luke che ha paura che scoppietta il fuoco. Però vabbè, è bellissimo questo posto qua. Sì, tanta roba. Da qui parte un sentiero, non so dove vada, però parecchie persone ci sono passate a camminare e a noi non resta che finire la cottura. Ci vediamo poi nel parcheggio di là. Che spettacolo. Ragazzi, cena pronta. Abbiamo una fame mostruosa. Scusate per il video un po' diverso dal solito, però questo weekend avevamo voglia di fare così e vabbè, ci sta. Vi lasciamo tutti i punti in descrizione, i punti picnic, i punti parcheggio, cosa fare a Folgaria, cosa vedere a Folgaria, cosa vedere qua nelle zone intorno. Noi adesso mangiamo. Super panorama stasera, super sole, super cielo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!